Buongiorno a tutti ragazzi, come sempre partiamo non male male male, però ieri sera c'è stata una forte scossa di terremoto di magnitudo 3,3 nel Lazio ed esattamente a Rieti. La scossa più o meno è stata verso le 20:10 minuti ed è stata sentita molto distintamente dalle persone. In effetti tanto lo spavento tra i cittadini. Il terremoto è stato anche chiaramente avvertito anche ad Amatrice e a Città Reale, dove è stato registrato l'epicentro. Quindi l'ipocentro del terremoto è anche a una profondità, come ultimamente sta succedendo, la profondità è superficiale, cioè 13 km, per cui tanti comuni e centri abitati hanno registrato la scossa, cioè l'hanno sentita in effetti. In effetti nel raggio di 30 km tutti quanti hanno sentito questa scossa di terremoto, come Accumoli, Amatrice, Montereale, Posta, Capitignano, Arquato del Tronto, cioè tutti questi comuni, Norcia, Monteleone di Spoleto, cioè tutti questi comuni che stanno nei dintorni, diciamo. Tante le, diciamo, i post su Facebook di cosa stava succedendo, quindi la paura, chiamate ai vigili del fuoco, però comunque non si segnalano danni a persone o cose, quindi già questa è una buona notizia. Anche sui social, su Facebook, su Twitter, Instagram, tanta la paura, però al finale nessun ferito, nessun danno a cose, una casa, una scuola, niente di niente, quindi solo come sempre tanto spavento tra le persone, chi è uscito fuori di casa, chi è scappato dagli edifici, però al finale è rimasta solo la paura. Dopo di questa non ci sono state, ciao, grazie, buon Ferragosto, non ci sono state altre scosse tipo di assestamento oppure diciamo una alla normalità. Quindi ragazzi vi auguro di nuovo a tutti quanti un buon Ferragosto. Quindi c'è stato il terremoto, però non ha fatto nessun danno, anzi solo un po' di paura, giustamente, come è giusto che sia, alle persone. Giustamente, essendo a soli 13 km, come sempre dico io, la scossa viene molto sentita tra le persone perché è molto, diciamo, alta, quindi più profonda è, meno si sente, più alta è e si sente fortissimi ragazzi. Quindi ciao, grazie pure a te, buon Ferragosto a tutti ragazzi. Quindi come sempre anche oggi continueremo fino a stasera a dare notizie se ci sarà bisogno. Solo stasera diciamo vado a festeggiare il Santa Assunta perché mia mamma e mia nipote si chiamano Assunta tutte e due, quindi ogni anno siamo obbligati a rimanere a casa perché dobbiamo festeggiare mamma, non si può fare a meno ragazzi, quindi la tradizione va avanti, quindi a Ferragosto non si può andare da nessuna parte. Ragazzi vi auguro una buona giornata, non mangiate troppo e ci sentiamo semmai più tardi con qualche altra notizia che sicuramente ci saranno sempre. Ciao a tutti. Sì, grazie, 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 quindi